Chi lo conosce bene dice che difficilmente se la farà passare e che le conseguenze politiche potrebbero essere dietro l'angolo. Non una scissione, non sarebbe nel suo stile, ma un segnale forte prorompente, la stessa messa in discussione della segreteria nazionale, la sopravvivenza quindi del leader Massimo in vista di un congresso ancora da definire. Buona parte del mondo leghista veneto attende un segnale da Luca Zaia, reduce da quello che è stato raccontato come uno scontro senza precedenti con il capo Matteo Salvini nel corso del Consiglio federale di mercoledì alla Camera dei Deputati, dove quella che doveva essere un'analisi del crollo elettorale in Umbria ed Emilia-Romagna si è presto trasformata in un botta e risposta tesissimo sul Veneto. Il retroscena che vi abbiamo raccontato ormai è noto, con il segretario della Lega che avrebbe sottolineato come anche in Veneto i risultati del Carroccio non siano stati brillanti nelle ultime tornate elettorali, performance deludenti che renderebbero difficile non solo la battaglia per il terzo mandato, ma anche rivendicare il candidato presidente del centrodestra alle prossime regionali che potrebbero tenersi a ottobre 2025, ovvero fra poco meno di un anno. Parole che hanno fatto perdere le staffe a Zaia, più che mai convinto della necessità di non mollare il Veneto a Fratelli d'Italia e più in generale la questione settentrionale. Di fronte a questo Rede Razionem, il primo a non scandalizzarsi è Roberto Bulldog Marcato, intervenuto così a Focus con il direttore Luigi Baccialli. Se questo confronto porta alla candidatura di un leghista alle prossime regionali, va benissimo anche il confronto scontro, insomma non ci vedo nulla di male, sono dialettiche normali all'interno di un partito. Spero bene che ci sia stata una reazione vivace da parte del governatore e spero anche e auspico che ci sia una reazione ancora più vivace e forte da parte del partito nella sua dirigenza. Che si confrontino può portare a trovare la soluzione migliore per le esigenze che hanno i nostri cittadini. Io posso solo testimoniare le amministrazioni locali, e mi riferisco a comuni e a provincia. Per quel che concerne la provincia di Treviso, abbiamo ancora dei numeri che ci dicono che la Lega esprime una classe dirigente che è stata in grado in modo concreto di risolvere i problemi dei cittadini. Di fatto ora si attende la contromossa di Zaia con tanti leghisti veneti, non solo i fedelissimi, pronti a scatenare d'inferno il suo segnale, per parafrasare il gladiatore. Una cosa sembra certa, la battaglia sarà interna alla Lega, nessuno strappo movimentista, ma la volontà di incidere sulla linea politica senza escludere il cambio di segretario se ci saranno i numeri, magari con un asse Veneto, Friuli, Venezia Giulia. Insomma, Zaia potrebbe far valere tutto il suo peso politico nel partito. Nella Liga Veneta in tanti sperano sia la volta buona.